È un territorio che di per sé già ha delle caratteristiche incredibili, è un territorio che deve essere riscoperto. In questi anni è stato molto valorizzato da parte sia della Proloco Monti del Sole sia da tutta quanta l'amministrazione di Sospirolo, e questo libro ne è forse l'esempio più esaltante e più importante. Parliamo delle Masiere di Vedana. Le Masiere di Vedana, che adesso ovviamente sono in parte abbandonate, quindi lasciate forse a una maggiore possibilità di essere conosciute, di essere frequentate. Speriamo insomma, che nel tempo ci sia anche la possibilità di seguire anche dal punto di vista dello sviluppo storico di queste masiere. Siamo nel paesaggio delle Masiere di Vedana, a Sospirolo, siamo in provincia di Belluno. L'oro di Cornia perché? L'oro perché le masiere sono state una risorsa per il nostro territorio, sia dal punto di vista del paesaggio, lo sono tuttora, dei paesaggi magnifici, mozzafiato, sia per l'oro dal punto di vista delle leggende che hanno riguardato e riguardano quel territorio. L'oro, si parla di un tesoro nascosto di due città, di Cornia e Cordova, scomparse e che si trovano tuttora sottoterra, non vogliamo crederci, ma anche l'oro dal punto di vista delle risorse che hanno rappresentato le masiere dal punto di vista dell'attività estrattiva e lavorazioni di cava. Ecco, tutti questi elementi abbiamo voluto, insieme con il contributo di numerosi autori e di esperti, racchiudere nel libro e trattarli da diversi punti di vista. Quindi c'è l'approfondimento geologico che spiega la frana del Monte Peron, che ha causato, diciamo così, tutte queste enormi masiere, che poi si tratta di detriti e conformazione paesaggistica dovuta proprio alla frana di questo monte. Poi l'abbiamo approfondita dal punto di vista storico e letterario, anche ricercando quelle leggende che riguardano il territorio, e poi dal punto di vista naturalistico e archeologico. Insomma, numerosi contributi che hanno fatto in modo di raccontare questo territorio prezioso. Fra l'altro vicino si trova anche una delle perle del nostro territorio, che è la Certosa di Vedana, che merita di essere visto e apprezzato proprio per tutte le sue curiosità e particolarità.